Sono stati consegnati questa mattina nella sede della Regione a Udine gli attestati di partecipazione alla prima edizione del corso di formazione sulla lingua friulana per giornalisti promosso dall'Arlef e dall'Ordine dei giornalisti del Friuli. Venezia Giulia, molto soddisfatto per la risposta presidente di Arlef, Cisilino. È un risultato veramente importante che va avvio di un impegno proprio anche dalla regione, perché riguarda la formazione professionale, sia dai giornalisti, ma poi invio di anche da tanti altri settori. E che è una soddisfazione proprio perché vi ho un grande impegno dalla stampa sul Furlan, vuol dire anche che si vota con una certa richiesta di banda della popolazione, ma anche dall'Università di Udine, dalla regione stessa, ma anche di enti privati, che vuol dire che si arriva proprio da piena attuazione al piano di politica linguistica che vi improntate anche in realtà di poco. Insomma, un percorso virtuoso che speriamo che potete là in davanti, che a te di sempre più sostegno, ma insomma, vi in buone basi e speriamo insomma di dare a queste basi l'adeguata copertura.